Siamo qui allo Spazio Temenos per parlare di Europa che lavora per le città, un'Europa che, come lei stessa ha detto, per i cittadini è molto lontana, ma che in realtà può essere molto più utile e concreta proprio per il territorio. È proprio così, l'Europa è determinante per il futuro delle città e quando faccio questi incontri però mi rendo spessissimo conto del fatto che magari non tutti conoscano le opportunità europee. Io giro moltissimo il territorio, lo faccio da 5 anni, non soltanto adesso che siamo vicini ad una campagna elettorale perché si vota per il rinnovo del Parlamento europeo il 26 maggio e nell'ambito di questi incontri però vedo che c'è tanta sete di conoscenza. Il mio compito con la mia pagina Facebook, col sito, con gli incontri che ho sempre fatto sul territorio è quello di parlare di un'Europa utile. C'è un'Europa utile che serve alle città, è quella dei fondi europei tramite i progetti pilota, tramite i fondi diretti, sono delle occasioni di sviluppo, di scommessa per il nostro tessuto imprenditoriale. Per quanto riguarda per esempio la pagina Facebook, pubblico tutte le opportunità europee, i bandi e i posti di lavoro per i giovani. Credo che il compito di un deputato europeo debba essere quello di parlare con la gente, oltre che essere presente a Bruxelles e Strasburgo, e veicolare le opportunità europee. C'è ancora tanta strada da fare, ma molto è stato fatto. Grazie a questi incontri c'è la possibilità di mettere a conoscenza i sindaci, per esempio, delle opportunità che ci sono, fare i progetti europei e migliorare la vita delle loro città, fare infrastrutture, per esempio in Sicilia. Io ci sono, continuerò a tenere questo contatto vivo e diretto e chiedo che non si scarichino tutte le responsabilità sull'Europa. Se i fondi europei non si spendono non è colpa dell'Europa, è colpa di chi non li utilizza, è colpa della tanta burocrazia regionale. Cerchiamo di assumerci le responsabilità perché hanno nomi e cognomi. Io sono orgogliosa del lavoro che ho fatto e adesso mi presento alle elezioni del 26 maggio chiedendo di continuare il tanto lavoro fatto in Europa per una nuova legislatura per portare a termine il mio compito.